Eccoci qua mister, non ci è andata bene, ci abbiamo provato, abbiamo avuto diverse volte la palla per concludere o quantomeno andare vicini alla sicurezza col 2-0, ma non c'è stato verso, abbiamo preso un'autorete un po' rocambolesca, ma mi sento dire che il Portogallo non ha niente da recriminare, cioè, ha dato tutto quello che poteva oggi. Ah, certo, sicuramente. È stata una partita un po' tra virgolette rocambolesca, perché in certe situazioni sinceramente io non le ho capite molto bene, anche l'allontanamento dei 10-15 ragazzini che erano venuti con la gioia così di fare qualcosa di importante anche loro per noi. Però insomma dai, facciamo i complimenti a questi ragazzi che giustamente penso anche visto da voi ci hanno provato dai fino alla fine, abbiamo trovato un buon Conegliano, però sinceramente il risultato è bugiardissimo anche verso la fine, insomma Sì. abbiamo avuto l'occasione per pareggiarla e sinceramente non ho capito bene l'espulsione di Piletti, forse ce n'era un'altra sicuramente per noi. Comunque Il secondo tempo è un po' difficile da interpretare da parte mia. sì, non si sono capite alcune decisioni come appunto mandare fuori i ragazzini, l'espulsione, l'arbitro lì vede meglio di noi e vicino, però il Portogruaro doveva metterla dentro, però loro erano avvantaggiati perché bastava anche il pareggio. Sì. Il pareggio noi ci abbiamo provato, ecco, abbiamo provato a vincerlo, per cui sicuramente non è che sappiamo i risultati degli altri, per cui nella nostra idea, come in tutte le altre partite, ecco, c'era questa voglia di trovare i 3 punti, non ci siamo riusciti, però insomma l'interpretazione della partita da parte dei ragazzi insomma, è stata buona. Sì, allora oggi è l'ultima partita in casa, è da onorare con il Plavis che probabilmente si giocherà la permanenza o insomma i play-out. Noi penso che sarà difficile rientrare in qualche maniera, credo che la sconfitta ci tagli fuori, ma al di là di questo, dovendo fare un bilancio della stagione? Mi sembra positivo per come è andata, dopo lascio agli altri la valutazione, per me è un campionato positivo e speriamo insomma di proseguirla. Dai. Allora per concludere abbiamo la possibilità nell'ultima partita di eguagliare quantomeno i 46 punti dell'anno scorso, proveremo quello come traguardo, nel senso che non molliamo proprio fino alla fine. No, ma sicuramente non andremo a regalare, vediamo dai, di sorreggere ancora mentalmente questa voglia se siamo tagliati fuori, adesso non lo so perché non ho visto bene i risultati perché avevo altro sinceramente da pensare ai ragazzi, per cui valuteremo in settimana se è ancora ma penso che insomma i ragazzi onoreranno sicuramente fino alla fine. Allora i saluti ai tifosi e alla società li rimandiamo domenica prossima. Ma sì, sicuramente, li abbiamo fatti anche all'inizio, i saluti a tutti per cui prima della partita. Bene, grazie mister.